A Limena, in provincia di Padova, un incontro per fronteggiare la vendita di libri attraverso la rete telematica, spesso monopolio di grandi multinazionali. È nato così un accordo a sostegno delle librerie indipendenti. Vengono però chieste alle istituzioni normative di supporto. Lucia Cappelletti. Parte dal Veneto, una delle regioni dove si legge di più, una nuova alleanza tra scrittori, librai, editori e distributori. A proporla l'Associazione Librai Italiani di Confcommercio, che con un incontro organizzato a Limena nel Padovano è tornata a chiedere provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti. Circa il 70% degli acquisti di libri passano dalle librerie fisiche e quindi noi chiediamo alla politica di rivedere quelle che sono le leggi di mercato che oggi di fatto stanno strangolando molti operatori, soprattutto quelli dei piccoli centri, con sconti selvaggi che quotidianamente ne mettono a rischio la redditività dell'azienda. E se le librerie indipendenti resistono, nonostante l'aggressiva concorrenza delle vendite online, ora sono gli editori a ribellarsi. Clamoroso il divorzio, non senza conseguenze, da Amazon di Edizioni E.O., che pubblica i libri dell'amatissima e misteriosa scrittrice Elena Ferrante. Al di là di quello che si dice, rinunciare ad Amazon per noi oggi comporta ricercare il fatturato su altri canali, che poi in realtà è quello che volevamo, e questo ci comporta sicuramente più spese in termini di investimento, in termini di marketing, anche in termini di tempo. Annunciata la firma di un protocollo d'intesa a livello nazionale tra Confcommercio e Adiconsum per la tutela delle librerie indipendenti, che possiedono un valore aggiunto innegabile, confermato anche da celebri scrittori. Il valore aggiunto è legato alla figura del libraio, che come Diogene con la lanterna ricerca e trova evidentemente il gusto dei lettori. I librai sono per me gli sherpa degli scrittori, degli autori. Se un libraio vuole ti fa arrivare in cima, se vuole ti sotterra, e quindi ho molto rispetto per i librai.